Presidente Zaia, ancora presidente in carica, ha elencato una serie di attività molto, molto positive che sono state fatte in questi 15 anni di attività. Cosa si aspetta veramente dal futuro adesso? Beh, con Stefani avremo un'amministrazione in segno della continuità, un impegno che continua, poi ci sono un sacco di iniziative che ho messo in lavorazione, penso ad esempio alle Olimpiadi che io ho voluto con forza, che nascono da una mia idea, che sono quelle Olimpiadi che poi il nuovo governatore si troverà ad inaugurare il 6 febbraio 2026. Ma ancora l'autonomia, con l'autonomia si va avanti con la trattativa e ancora molte altre iniziative che non sto qui a citare. Una sanità vincente, una sanità prima a livello nazionale che deve continuare con questi parametri. Insomma, il Veneto sempre sotto i riflettori, sempre al centro del mondo. Il PD accusa una sanità all'ombra della privatizzazione. Beh, guardi, non mi risulta che sia così. Prova ne sia che siamo la regione con minor tasso di privati in Italia, siamo sull'11-12%, così che sono regioni in giro per l'Italia che arrivano quasi al 50%. A me sembra che sia normale per un Veneto che sa deve farsi sottoporsi a un intervento chirurgico, cos'è che fa? Non è che va in giro in cerca di una clinica privata, ma in uno dei 68 ospedali che erogano ogni anno, il pubblico in Veneto eroga ogni anno mediamente 80 milioni di prestazioni sanitarie, a 2 milioni e mezzo di accessi a pronto soccorso, ha mediamente ricoverate 9.000 persone e investiamo per la sanità dei Veneti 10 miliardi e mezzo ogni anno. Domani primissimo passo che prenderebbe in mano Luca Zaia dopo le elezioni. Ma guardi, non glielo so dire, nel senso che intanto è bene ricordare che mi è stato chiesto di contribuire a questa corsa, quindi sono capolista in tutte le province. Questo va detto ai cittadini che non significa essere eletti automaticamente. Anche il mio nome deve essere scritto sulla scheda a fianco al simbolo e quindi l'appello che faccio ai cittadini è che chi mi ha sempre sostenuto in questi anni lo può fare anche in questa occasione scrivendo Zai a fianco al simbolo. E dall'altro poi vedremo, leggo sui giornali che dovrei fare presidente del Consiglio regionale, il presidente dell'ENI, il sindaco di Venezia, il ministro, il parlamentare, ma non glielo so dire. Cose, cioè direi giorno dopo giorno e passo dopo passo. Ma è la sensazione di scendere e dover vedere il suo nome scritto, non essendo più lei Io ho sempre accettato ogni volta che mi hanno proposto la candidatura perché penso che ci si debba mettere a disposizione. Le do solo un esempio, io mi sono candidato 2 volte al Consiglio Comunale di Treviso. Non sono di Treviso, però ho dato il mio contributo anche in quell'occasione e ancora una volta mi vanto di essere arrivato dopo Gentilini, il che è tutto dire, quindi ho fatto il secondo posto a Treviso. Ho corso nel mio comune a Gode, che corro, diciamo, comunemente, insomma, penso che la mia storia dimostri che non ho mai avuto paura di correre alle elezioni. ha sempre avuto molta attenzione per le periferie. Continueremo così? Ma sì, perché poi il Veneto non è una città metropolitana, è una città diffusa. Abbiamo 570 comuni o giù di lì, perché poi i numeri son variabili in funzione delle aggregazioni che sono avvenute. Il comune medio in Veneto ha 4.500 abitanti, però un Veneto che è stupendo, come dico io. Un Veneto che ci rende orgogliosi, un Veneto che è al primo per sanità, è primo per turismo, è primo per autonomia, visto e considerato che l'autonomia nasce qua, ed è primo per Olimpiadi perché abbiamo questo primato che siamo l'unica realtà al mondo che ha portato 2 volte nella stessa città le Olimpiadi. 4 dei 23 punti richiesti verranno firmati a breve. Posso anticipare nulla, ma le posso solo dire che noi abbiamo dato l'ok sulla bozza di accordo, quindi spero che a ore o a giorni accada qualcosa.